Dopo alcuni mesi di assoluto silenzio che ha visto l'Akragas sparire dalla geografia calcistica nazionale, il calcio nostrano è pronto a ripartire per l'ennesima volta, grazie alla ferma volontà di alcuni appassionati agrigentini. È notizia di queste ultime ore della ferma decisione della polisportiva dilettantistica Atletico Agrigento, gestita da Alessio e Calogero Capraro, di iscrivere alla prossima stagione sportiva calcistica 2025-2026 prima squadra di calcio a 11. Una lodevole iniziativa diramata con un semplice comunicato a firma del nuovo presidente Michele Fodale, un ex calciatore di inizio anni 90 dell'Akragas, con l'allora in panchina il tecnico Domenico Gargiulo e presidente del compianto onorevole Filippo Lentini. La notizia in maniera molto discreta circolava da qualche tempo e solamente da qualche ora è stata ufficializzata. Adesso si attendono gli sviluppi ed è già positivo pensare che la volontà di ripartire con il calcio è un fatto concreto. Ma da quale categoria si potrà ripartire? E questa è la domanda che si pongono gli sportivi di fede agrigentina. Ciò dovrà essere deciso dalla Lega Sicola, pilotata dal presidente Sandro Morgana, non appena verranno aperte le iscrizioni nei vari tornei, dalla terza categoria all'eccellenza, e la verifica di eventuali spazi a causa di qualche defezione. In questo caso la nuova compagine Temple avrà l'opportunità di essere inserita in un campionato, si spera, più consono al passato calcistico, avendo titolo ed essendo capoluogo di provincia. Nel comunicato diramato dai nuovi soci e dal presidente Michele Fodale si legge: dopo 17 anni di affiliazione alla FIGC e la partecipazione ai campionati riservati al settore giovanile, si è deciso di iscrivere l'Atletico Agrigento alla prossima stagione 2025-26 come prima squadra di calcio ad 11. Nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti importanti, ci hanno riferito i diretti interessati.